Ti va di fare l'intro? No. Perché no? Sono tutta imbabuccata perché fa un ventaccio assurdo. Salve, lei è la fashion blog? La fashion blog, nel senso che io sono il sito internet. Dicevo che sono tutta imbabuccata perché anche se è una bella giornata. Salve, lei Mi è fai parlare! C'è Francesco che mi sta disturbando e non riesco a fare la presentazione. Comunque buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Stamattina noi siamo andati un po' in giro per Lecce e siccome abbiamo finito di fare una passeggiata lì abbiamo deciso di approdare a Brindisi. Prima tappa di questa bellissima giornata è il parco del Cilarese. Guarda quante trote! Giriamo, vediamo le trote. Ci servirebbe un ornitologo in questo momento perché io e Francesco sosteniamo che vicino alle paperelle e alle anatre ci siano i gabbiani, invece Mattia sostiene che sia un altro tipo di uccello. Uccelli. Che tipo di uccelli? Uccelli. Brindisi viene ricordata nella storia perché durante il Sacro Romano Impero è stato uno dei porti più importanti. Durante il Medioevo invece è stata lo scalo per i viaggi in Terra Santa e altra cosa molto importante da ricordare storicamente, qui vi morì Virgilio il 21 settembre dell'anno 19 a.C. Queste colonne romane, erette nel I secolo a.C., sono il simbolo della città e vengono considerate come il punto terminale della via Appia. Sono alte 19,20 metri, la colonna integra ha un capitello in stile corinzio nel quale sono state raffigurate divinità marine, quali Nettuno, Anfitrite, Oceano e Teti. Siamo davanti al Duomo di Brindisi che ha la dignità di basilica minore. Hanno cominciato i lavori nel 1089, sono stati conclusi nel 1143. Questa basilica ha subito dei forti danni a causa del terremoto nel 1743. Mi spieghi un secondo questo pezzo di colonna che abbiamo visto? Quella lì è l'aggiunta della seconda colonna. Quella rotta? Quella rotta. Ah, ecco, grazie. Sei stato molto esaustivo. Volevamo prenderci uno spritz, una cosa da bere. Quindi siamo venuti in questo posto che si chiama Caffè Betti. Sì, Caffè Betti. Abbiamo deciso cosa bere e ha portato le bevande. E ovviamente ho detto, ci puoi portare qualcosa da mangiare? Ha detto il cameriere, non ti preoccupare perché io sto già preparando, ma ti faccio vedere io. Due cosette. Due cosette. Cioè per un reggimento. Cioè noi abbiamo cena praticamente tra un'ora, alla fine. Allora, siccome sono leggermente brilla, chi la vuole fare la chiusura al posto mio del vlog? Ma Ornella, Ornella vi fa la chiusura del vlog. dove mi avete portato? Ornella, siamo a Brindisi. Ma te chi sei? Te che guardi? Dio Paoli. Io ricordo che quando sono stata a Brindisi una volta ho fatto un concerto con la Milva. Sì, ma non ci interessa, cioè devi chiudere il video. Ciao. No? Devi invitarli a mettere i like. Ricordatevi di mettere tanti like. Dove? Su?
Su Instagram, no, su Grindr, su YouTube, Su Tinder. no, non ci siamo, finisce tutto qui. Pa, pa, pa.